Visita ieri dell'assessore regionale ai lavori pubblici Marco Falcone ad Agrigento su richiesta del sindaco Firetto, presenti anche il sindaco di Grotte, l'assessore ai lavori pubblici di Favara e di Caltanissetta. Marco Falcone ha illustrato le problematiche delle strade Agrigento-Caltanissetta e Agrigento-Palermo, dovute allo stato di insolvenza della CMC dei lavori. La Regione sta facendo il possibile per risolvere i problemi e di affidare alla consociata di minoranza il proseguimento e il completamento delle due importanti arterie stradali, grazie anche all'aiuto dell'ANAS. Assessore Falcone in visita ad Agrigento per discutere sulla viabilità, in particolare i cantieri Agrigento-Caltanissetta e Bolognetta. Sì, abbiamo accolto l'invito del sindaco Firetto, che è stato abbastanza opportuno come per la puntualità e soprattutto per le ricadute che questa vertenza sta avendo e avrà nei prossimi mesi. Abbiamo spiegato qual è la strategia che stiamo mettendo in campo come governo regionale e lo stiamo facendo in sinergia con l'ANAS, ma lo stiamo facendo anche chiedendo collaborazione e impegno alla CMC, che come sapete in questo momento si trova in una situazione di concordato preventivo per evitare il fallimento. Sul tappeto rimangono non soltanto le due arterie che sono state ancora, che rimangono incomplete, e ci riferiamo alla Empedocre 2, cioè la strada degli scrittori, il completamento della 640 che va da Canicattì sino a Caltanissetta e da Caltanissetta continua sino alla A19, ma anche la 121, cioè la Agrigento-Palermo. In questo senso c'è un'altra vertenza che riguarda i creditori. Ci sono sul tappeto circa 40-50 milioni di euro, che ne dica la CMC. Allora, come governo Musumeci stiamo cercando anche di mettere al riparo questi creditori, perché sarebbe veramente un danno enorme, incommensurabile, immaginare che questi loro crediti rimanessero inevasi. I cantieri sono formati sia in Empedocre che Bolognetta, sono due ati. Quindi noi chiediamo il partner principale CMC, e poi vi è un partner che è Integra. Noi chiediamo che la CMC faccia un passo indietro e il secondo partner possa invece subentrare totalmente nel completamento dell'opera, così come lo abbiamo fatto sulla Siracusa-Gela, e possa completare con i fornitori e i subappaltatori anche locali per poter dare finalmente queste due importanti strategiche infrastrutture viarie che, come ha detto il sindaco Firetto, sarebbero necessarie e fondamentali per il salto di qualità di una zona che è abbastanza penalizzata, ed è stata penalizzata da diversi anni, da oltre un lustro, da questi cantieri che diventano i cantieri infiniti. Il tempo di realizzazione è questo: dal momento dell'inizio del cantiere Empedocre 2 potrà finire in circa 14 mesi. Se non fossero 14, diventano anche 18, per noi va anche bene. Considerate che ci sono 120 milioni di opere da fare, un'azienda che mette in campo 300 persone, 300 operai, può produrre 5, 6, 7 milioni di euro, anche 8 milioni di euro. Noi riteniamo quindi, se dividiamo 120 milioni per 18 mesi, siamo là.